sta rivelando un vero e proprio match, quello tra il pistacchio di Raffadali, addirittura d'arrivo per la DOP, e quello di Bronte, che ha già la denominazione d'origine protetta. In soldoni, i concorrenti di Bronte hanno messo il classico bastone tra le ruote ai produttori di Raffadali e nei tempi previsti dall'iter burocratico hanno proposto al Ministero opposizione chiedendo dei chiarimenti. Anche se da Bronte smentiscono che sia un'operazione finalizzata ad estromettere la concorrenza raffadalese dal mercato e affermano di non volere determinare una situazione di contestazione e contrasto, è pur vero che il presidente del consorzio del pistacchio del comune etneo evidenzia una serie di motivazioni che tentano di mettere in luce come, a suo dire, le caratteristiche di quello di Bronte siano uniche ed ineguagliabili. Rispondono da Raffadali. Il nostro pistacchio è diverso, dice Salvo Gaziano, uno dei fondatori dell'Associazione del Pistacchio di Raffadali. Non è né migliore né peggiore. Loro hanno fatto opposizione e questo lo abbiamo accettato. Ora dobbiamo attendere la risposta del Ministero e poi l'eventuale percorso a Bruxelles. Per la presentazione della nostra DOP, dice, abbiamo tenuto conto di 3 elementi: la storicità del prodotto, le caratteristiche organolettiche del pistacchio, che sono diverse da quelle di Bronte ed evidenziate con studi fatti in 3 annate, e dell'estensione territoriale. Noi siamo certi del nostro lavoro, dice Gaziano, ora attendiamo il Ministero. Ciò significa che i 2 prodotti, seppur differenti, possono entrambi rappresentare un'eccellenza siciliana e proprio la diversità può arricchire il mercato offrendo una chance in più in termini di scelta e gusto. Ma già, in una Sicilia non troppo avvezza a fare sistema, è più rassicurante ostacolare chi si affaccia sul mercato con il rischio di minarne un monopolio già consolidato.